Buongiorno da Sicilia 24, i titoli del telegiornale. Palermo arrestato dopo attimi di resistenza e tensione, un 19enne accusato di avere abusato della cuginetta di 8 anni. La denuncia partita dal racconto della bambina ai medici. Interi territori della Sicilia nella morsa della crisi idrica. Nel catanese a Siracusa gli ennesimi gridi d'allarme, si chiedono interventi risolutivi per evitare la dispersione. Gli interventi tampone non bastano. Oltre 250.000 persone vivono al di sotto della soglia di povertà nonostante abbiano un lavoro. In aumento anche la disoccupazione. A Palermo partiranno i tirocini inclusivi per famiglie con ISEE molto basso. Problema cenere nel catanese, una decina i comuni ai piedi dell'Etna ancora ricoperti dalla pioggia lavica. 1 milione non basta, dicono i sindaci. Oggi vertice a Catania per centralizzare gli interventi. Catania, l'illusione di una città bella e ordinata, si scontra con la triste realtà, molti problemi e pochi fatti. L'esempio del monumento a Bellini ristrutturato che è già nell'oblio. Biagio Antonacci incanta il pubblico del Teatro Antico di Taormina, 3 sere da tutto esaurito per celebrare i suoi 35 anni di carriera. Il Catania Beach Soccer si laurea campione d'Italia, ha battuto il Pisa in finale con il punteggio di 4-3, il terzo titolo nazionale nella storia del club. Calcio, estate nuvolosa per il Catania, dall'impossibilità di schierare i nuovi in Coppa Italia, alle fideiussioni, alla nota dolente sui tesseramenti. A Sicilia 24 parla l'assessore allo sport Parisi. Ben trovati. Avrebbe abusato della cuginetta di soli 8 anni. È stato arrestato un 19enne a Palermo. Ci sono stati momenti di tensione proprio durante l'arresto, resistenza e non solo. Sentiamo Marco Gullà. L'accusa è di quelle gravissime, aver abusato sessualmente di una bambina di 8 anni e per questo, per un ragazzo di 19, oggi sono scattate le manette. Siamo a Palermo, in un quartiere nella periferia del capoluogo siciliano si sarebbe consumata la violenza. Le indagini sono state avviate dopo la testimonianza della bambina raccolta dalla polizia all'ospedale di Cristina, dove la piccola era stata portata dalla madre. Gli accertamenti medici hanno confermato che la piccola avrebbe subito violenza. Le indagini sono sfociate nell'arresto del giovane e momenti di tensione si sono registrati davanti all'abitazione del 19enne quando sono arrivati gli agenti per arrestare l'indagato. I familiari hanno provato a fare resistenza. Il provvedimento, su richiesta della procura, è già stato convalidato dal GIP. E adesso alla grave crisi idrica che tiene nella morsa interi territori della Sicilia. Nell'isola si continua ad andare avanti con provvedimenti tampone che non risolvono il problema alla radice, e cioè il rifacimento delle condutture d'acqua logore piene di buchi che fanno disperdere appunto l'acqua nel sottosuolo o in strada. Adelaide Barbagallo. In una Sicilia sempre più assetata, con l'acqua che si disperde in tubature fatiscenti, logore, piene di buchi, si naviga a vista, tamponando con provvedimenti per nulla risolutivi le situazioni più critiche. Come a Caltanissetta, dove l'acqua arriva a singhiozzo e in certe contrade, a Fontanelle ad esempio, non viene erogata da un mese, un disservizio che ha mandato su tutte le furie i cittadini, costretti pure a pagare bollette salatissime. Il presidente della regione Schifani ha inviato 8 autobotti e 7 mezzi pick-up per distribuire l'acqua. Nulla è cambiato ad Agrigento dopo l'imponente manifestazione di pochi giorni fa che ha visto anche la partecipazione dell'arcivescovo Damiano. Persone alla fontana con bidoni e taniche o che si riforniscono pagando le autobotti. Intanto l'acqua scorre in strada per le periodiche rotture di condutture. L'ultimo guasto nei pressi di Via Gioeni. Problemi conosciuti da anni. Il sindaco Francesco Miccichè ha annunciato che ad ottobre riprenderanno i lavori per la rete idrica. Intanto si va avanti come si può.
può. Acqua razionata in 14 comuni in provincia di Enna. I sindacati sono sul piede di guerra dappertutto. A Siracusa, città che detiene il record negativo del 65% di acqua persa per abitante giornalmente, riunione della CGIL. A Catania l'UGL segnala i diversi distacchi temporanei e disagi in svariati centri. È una situazione diventata punto di non ritorno, afferma Giovanni Musumeci. A Catania in pratica si preleva l'acqua dai pozzi impiegando e pagando le energie elettriche e poi non tutta arriva a chi ne ha bisogno, in quanto quasi la metà si disperde nel sottosuolo. Il presidente della regione invoca il modello Genova, cioè procedure burocratiche più snelle per risolvere alla radice i problemi. Per la siccità ci sono 720 milioni da investire, afferma. Di questi 20 sono per gli interventi più urgenti. E intanto Salvatore Barbagallo e Giuseppa Savarino sono i due nuovi assessori del governo regionale. Li ha appena nominati il presidente della regione Renato Schifani. Barbagallo, professore ordinario di idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali all'Università di Catania, prende il posto di Luca Sammartino e avrà la delega di assessore all'agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea. Savarino, avvocato e deputato regionale, già presidente della Commissione parlamentare ambiente dell'Ars, subentra Elena Pagana e si occuperà di territorio e ambiente. A Palermo un operaio di una ditta in subappalto è rimasto incastrato con le gambe dentro un cassone in un cantiere dell'aeroporto Falcone Borsellino. L'uomo, che avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe precipitato, è stato soccorso dai vigili del fuoco, dalla Polaria e dai sanitari del 118. Povertà in Sicilia, è sempre più alto il numero delle persone a rischio, in aumento anche la disoccupazione. Sentiamo Marco Gullà. In Sicilia circa 250.000 lavoratori vivono al di sotto della soglia di povertà, nonostante abbiano un'occupazione. Una fotografia desolante dell'economia dell'isola che evidenzia come molti lavoratori non riescono a far fronte alle proprie necessità e a quelle delle loro famiglie a causa di redditi troppo bassi. In aumento anche la disoccupazione, con la ricerca di un lavoro che diventa sempre più difficile. Purtroppo c'è tanta gente che ci chiede aiuto, poi controlliamo in realtà le offerte di lavoro sulla piattaforma SISL, come ci ha detto appunto questo governo, ma per esempio per Palermo ci sono soltanto 13 offerte di lavoro e per la Sicilia addirittura sono soltanto 30 contro 250.000 persone disoccupate in Sicilia. Inflazione e mancanza di lavoro, un mix decisamente negativo per tante famiglie siciliane. Purtroppo da quando si è deciso di dividere la misura del reddito di cittadinanza in SFL e assegno di inclusione, la povertà è nettamente aumentata, perché ci devono spiegare con 350 euro come può campare una persona, come può campare mai una famiglia. Una nuova misura per tutte le famiglie con un ISEE molto basso. Partiranno a breve i tirocini inclusivi. Finalmente stanno partendo, dovrebbero partire già da settembre, quindi chi è in povertà, quindi chi ha un reddito, chi ha un ISEE inferiore a 6.000 a 9.360 euro, può quindi andare dagli assistenti sociali, farsi prendere in carico, quindi firmare il patto di adesione, di inclusione sociale e poter scegliere 3 delle agenzie per il lavoro tra le 37 che ci sono in elenco e cercare insomma di poter aderire a questi tirocini di inclusione. I carabinieri di Augusta nel siracusano indagano sull'esplosione di alcuni colpi d'arma da fuoco sabato scorso in pieno centro a Francofonte. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di una faida tra 2 famiglie, 2 gli uomini sospettati di aver esploso i colpi di pistola. La procura ha aperto una inchiesta. I comuni del Catanese alle prese con la coltre di cenere ricaduta con l'ultima eruzione. Il milione stanziato dalla regione è insufficiente, dicono i sindaci. Nel pomeriggio intanto un vertice operativo a Catania. Lorena Dolci. Il pennacchio non c'è più, ma la cenere è ancora per terra. Sabbia, ma anche grossi lapilli. Una vera e propria pioggia di pietre di lava, calcolate in alcune zone in oltre 10 kg a metro quadro. È la quinta eruzione dal 4 luglio, un'estate con un vulcano più inquieto che mai. A farne le spese ancora una volta una fascia di comuni, Giarre, Cireale, Milo, Santa Venerina, Zafferana, in parte Riposto e Mascali, accomunati dai disagi. L'assessore Andrea Messina ha annunciato che nell'ultimo assestamento di bilancio la Regione ha stanziato 1 milione di euro, una cifra irrisoria secondo gli amministratori. Solo Zafferana spenderà oltre 400.000 euro per l'ultimo episodio. Sicuramente insufficiente
Forse può essere sufficiente solo per coprire i costi che dovranno essere sostenuti al comune di Zafferana, che tra luglio ed agosto ha subito 3 episodi di ricaduta Cenerella Pilli. Il comune di Zafferana si affida a ditte diverse con lavori di somma urgenza, ma ormai non si tratta più di episodi sporadici. Una volta accadevano, una volta ogni 5 anni, ogni 10 anni, ora sono diventati purtroppo degli episodi rutinari, perciò è necessario un intervento che sia normativo, economico, che sia operativo. Dall'opposizione il segretario regionale del PD Anthony Barbagallo chiede di attivare le procedure per lo stato di calamità e di stanziare ristori sia per gli enti locali che per i privati. Tutti i sindaci interessati nel pomeriggio si incontreranno per un vertice operativo convocato dal sindaco di Catania Enrico Trantino, che vuole centralizzare gli interventi dotandosi di mezzi propri almeno per la viabilità principale. Adesso a Catania è all'illusione di una città bella e ordinata che si scontra però con la triste realtà. Molti proclami, pochi fatti, l'esempio del monumento a Bellini ristrutturato è già nell'oblio. Tonino De Mana. La cripta di Sant'Euplio, copatrono di Catania, aperta solo in rare occasioni e poi lasciata in abbandono. Il monumento dedicato a Bellini restaurato è già nell'oblio, dopo 3 mesi. Lo scrigno d'arte nella metro Fontana che fa da contraltare alle scale mobili, ferme da mesi nella fermata Stesicoro. Tutto ed il contrario di tutto, con un decoro solo simulato o apparente. Agli occhi dei turisti e degli stessi residenti appare una città bella, contraddittoria ma soprattutto sporca. Un esempio lampante arriva da Corso Sicilia, che somiglia ad una latrina a cielo aperto. Pochi passi ed eccoci a piazza Stesicoro, dove è difficile consultare persino un cartello turistico circondato di cassette di plastica ed altro. Purtroppo molte città, anche le nostre del sud, devo dire, spesso dietro un'apparenza di ordine nascondono delle realtà veramente indecorose. A Catania c'è decoro? Diciamo che il centro storico, la parte centrale, simula un decoro. Decoro simulato. Basti pensare ai 99.000 euro spesi per restaurare la statua dedicata a Vincenzo Bellini, con tanto di dissosori elettrici per allontanare i piccioni. Funzionamento messo già in dubbio dal sindaco Trantino il 26 aprile scorso. Devo dire che buttiamo a malafiura con queste immagini, perché quel piccio della sopra non dovrebbe starci. Vabbè, ma c'è qualcun altro anche adesso, però. Sì. Però... No, sicuramente non c'è il rischio che c'era prima, perché c'era un affollamento di piccioni. Risultato, più che allontanarli sembra attirarli, tanto che il monumento è invaso dagli uccelli e ricoperto di deiezioni. Da bianco sta diventando un'altra volta nero. Il comune di Catania ha installato i dissuasori, ma secondo noi residenti presumiamo che non sono entrati mai in funzione. Nero come la cenere lavica, in questo caso basterebbe poco per ripulirlo, eppure nessuno vede e nessuno interviene. Ma restiamo a Catania. Il progetto dell'area di sosta Sanzio si appresta a diventare realtà con 315 stalli per auto e 12 per bus, con videosorveglianza e annessi un moderno parco con ampie zone a verde, area giochi con attrezzi per il fitness e la riqualificazione di piazza Michelangelo. Nel corso di un sopralluogo nel cantiere, il sindaco Trantino e l'assessore Parisi, insieme ai tecnici, hanno verificato che gli interventi sono giunti ormai all'80%. Vertice in corso a Palermo tra la Regione e i ministeri del Made in Italy e dell'Ambiente per decidere su un eventuale ricorso congiunto contro la decisione del GIP di Siracusa, che ha stabilito di non autorizzare più lo smaltimento dei rifiuti reflui nel depuratore di Priolo. Orazio Longo. La parola chiave è incertezza. L'incertezza sul futuro del depuratore di Priolo dopo il nuovo provvedimento del giudice per le indagini preliminari di Siracusa, che non autorizza le imprese del petrolchimico a versare rifiuti reflui nell'impianto IAS sotto sequestro già da 2 anni per presunto disastro ambientale. Il nuovo blocco imposto dal giudice sarebbe legato al fatto che mancherebbero i tempi certi di intervento per il risanamento dell'area. Ad oggi il depuratore è ancora in funzione perché, come spiegano da Confindustria, vista la complessità della situazione non si può spegnere tutto dall'oggi al domani. Qualora si dovesse iniziare l'avvio dell'interruzione degli scarichi, è comunque un'operazione che richiede molti mesi e in alcuni casi va al di là
dell'anno. Le grandi aziende, i 5 colossi che impegnano il 90% del fatturato dell'IAS, stanno investendo sulla depurazione autonoma, mentre la Regione ha previsto un impegno di spesa di 9 milioni di euro per la messa in sicurezza dell'area. Ma la preoccupazione per l'incertezza del futuro dell'impianto si allarga non solo ai lavoratori del depuratore, ma anche a tutto l'indotto, che conta un numero vicino a 40.000. Il futuro potrebbe essere un futuro di impianto di depurazione per reflui civili per le città di Priolo e Melilli, e in più io penso che si possono anche aggiungere tutta una serie di scarichi di natura industriale, ma di impianti minori che gravitano comunque nel territorio. Intanto si attende la decisione su un eventuale ricorso congiunto Regione Siciliana e Ministeri del Made in Italy e dell'Ambiente contro la pronuncia del GIP di Siracusa a conclusione del vertice in corso a Palermo. Fermiamo nella seconda parte del telegiornale, tanta cultura e la musica con Biagio Antonacci, a tra poco. Siamo tornati in studio a Lingua Glossa nel Catanese nell'ambito della campagna di sensibilizzazione su un uso responsabile della rete da parte della polizia. Il personale della polizia postale ha incontrato nell'aula magna della scuola Principessa di Piemonte i giovani allievi del campo scuola organizzato dall'Associazione Nazionale Alpini. Un'occasione per informare sui rischi online connessi a cyberbullismo, violazione della privacy, al caricamento di contenuti inappropriati, alla violazione del copyright e all'adozione di comportamenti scorretti e pericolosi. La musica come terapia per corpo e anima nasce dalla storia e dalle note suonate da Matteo, un bimbo autistico di 12 anni, il brano Power of Love, oggi in nomination al World Entertainment Awards di Los Angeles. Sentiamo Veronica Barbarino. Le note di Matteo e la sua storia in un brano musicale. Matteo è un ragazzino modicano di 12 anni che all'età di 2 ha ricevuto la diagnosi di disturbo dello spettro autistico. Un giorno all'interno dello studio del padre incontra il famoso musicista modicano Joseph Lu, il quale, sapendo il potere terapeutico della musica, lo invita a suonare il piano, regalandogli una tastiera. Io filmai la sua prima esperienza con il piano e girai il tutto a Joseph, il quale mi chiamò subito dicendomi: Matteo è veramente un bambino speciale, dà una donna molto naturale. Tant'è vero che dal video le prime note si rifanno al brano per Elisa di Beethoven. Joseph Lu su queste note costruisce il brano Power of Love, per il quale riceve la nomination al World Entertainment Awards di Los Angeles, che si terrà il 31 gennaio 2025. È un tributo alla forza dell'amore che supera ogni barriera con l'obiettivo di promuovere l'inclusione e garantire una vita piena e autonoma a coloro che vivono con lo spettro autistico. E per rimanere a fianco di famiglie e soggetti affetti di autismo è recentemente nata l'associazione La Terra di Matteo, che con le sue iniziative darà vita a un'avventura di solidarietà e di tanto cuore. E a Santa Margherita di Belice si è svolta la cerimonia di premiazione della 19ª edizione del Premio Letterario Internazionale Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Davide Sarto. È stato assegnato allo scrittore francese Pierre Micon per il suo romanzo d'esordio, il capolavoro Vite minuscole, pubblicato 41 anni fa, il Premio Letterario Internazionale Giuseppe Tomasi di Lampedusa. La cerimonia di premiazione si è svolta a Santa Margherita di Belice, nell'Agrigentino, alla presenza di oltre 1 migliaio di persone. Il premio a Micon, assente per motivi di salute, è stato ritirato dalla sua compagna, che ha anche letto il testo di una lettera immaginaria inviata dallo scrittore al principe di Salina, protagonista del Gattopardo, e al suo autore, pubblicata dal Corriere della Sera. Lui ha percepito, rileggendo il Gattopardo, come una connessione e quindi un segno dell'aldilà, come se lui lo riportasse e come se ci fosse appunto questo legame così forte tra lui e lo scrittore. Il riconoscimento a Micon, che si è detto onorato per questa scelta, è stato assegnato all'unanimità dalla giuria del premio, presieduta da Salvatore Silvano Nigro. La manifestazione, giunta alla sua 19ª edizione, si è svolta in piazza Matteotti, davanti al Palazzo Filangieri di Cutò, descritto nel suo capolavoro da Tomasi di Lampedusa.
Sono state 3 sere di abbracci, di canzoni indimenticabili, 3 sere da tutto esaurito al Teatro Antico di Taormina per Biagio Antonacci, il servizio. La magia di quello scenario e le poesie d'amore della sua musica lungo il filo dei grandi successi che Biagio Antonacci ha proposto nel suo live Funziona solo se stiamo insieme, che ha entusiasmato il pubblico del teatro di Taormina, sold out per le 3 serate siciliane. 35 anni di musica per il cantautore milanese, racchiusi in 32 brani, un'escalation di emozioni da convivenda se fosse per sempre, musiche e parole che accarezzano l'udito dei presenti, ne abbracciano la più intima sfera emotiva. Ed ancora, non ci facciamo compagnia, ti penso raramente, buongiorno bell'anima. Mi viene da star male e sento che se te ne vai adesso io potrei morire, che se te ne vai adesso forte ancora tu. Sognami se nevica è l'attacco di una delle sue più celebri canzoni, ma la colonia di Mercurio è stata sempre oltre i 30 gradi, 2 ore ed un quarto di grande musica a piedi nudi sul palco, con un contatto sempre più stretto con i suoi fans, saltando, ballando, incitando tutti a cantare a squarciagola. Tra i brani più celebri anche Mio fratello, interpretato insieme a Maria Incudine a sorpresa sul palco del Teatro Antico. Ho una valigia da finire, un vestito da piegare, poche cose per dimenticare, non c'è più niente da inventare, c'è il tempo che fa male. Ancora una pausa, poi il Catania Beach Soccer che vince lo scudetto e l'assessore Parisi sul momento del Catania tra poco. Il Catania Beach Soccer vince lo scudetto, sconfitto il Pisa con il punteggio di 4-3, è il terzo titolo nazionale per la squadra catanese. Marco Carli. Il terzo sigillo dopo quelli del 2008 e del 2018. Il Catania Beach Soccer vince il campionato e rimpingua ulteriormente il già ricco palmarès con le 6 Coppe Italia e le 7 Supercoppe, fra cui quella conquistata quest'anno. Insomma, stiamo parlando di un patrimonio dello sport catanese e siciliano che ha vissuto a San Benedetto del Tronto una grande giornata. La sfida con Pisa è equilibrata e senza reti nella prima frazione di gioco, il primo squillo di marca pisana. La risposta rosso-azzurra non tarda ad arrivare e si concretizza con Ponzetti, abile a guadagnarsi il calcio di rigore da lui stesso poi trasformato. Il Catania Beach Soccer passa in vantaggio con Be Martins, MVP del campionato. Il Pisa però non si arrende e trova il pari. Il nuovo vantaggio dei futuri campioni d'Italia è firmato da uno dei grandi protagonisti della stagione, Rafael Padiglia, migliore portiere del torneo. Poi tocca a Catarino portare a 2 le reti di vantaggio. Il Pisa riesce solo ad accorciare per il 4-3 finale e poi è festa. Sì, sicuramente portare uno scudetto calcistico a Catania è una cosa che mi orgoglisce tanto. Sono molto contento perché, come ho parlato nel Media Day, vuol dire che questo sport è entrato nel tessuto sociale e imprenditoriale della nostra città, quindi ci seguono tutti. Dopo lo scudetto dell'Orizzonte nella pallanuoto femminile e quello della Meta nel calcio a 5, ecco il Catania Beach Soccer, tutte squadre etnee leader del proprio sport a livello nazionale. Una grande soddisfazione. Adesso al calcio con il Catania, la sua vicenda, la questione fideiussioni che andrebbe verso la soluzione, le parole di Parisi, lo abbiamo sentito, l'assessore allo sport che ha detto: ho chiesto alla proprietà impegno massimo per il rispetto delle regole e ho ricevuto rassicurazioni. Il servizio. L'estate densa di nuvole del Catania è il tema del momento. La fideiussione a garanzia, l'impossibilità di schierare i nuovi in Coppa Italia, la scadenza del 9 agosto, le ansie e ora sembra le rassicurazioni, almeno per quel che riguarda il punto dolente dei tesseramenti. Ne abbiamo parlato con l'assessore allo sport del comune di Catania Sergio Parisi, che ha avuto un ruolo importante nella prima fase di Pelligra e che attraverso un post social ha richiesto le attenzioni dovute.
Il mio intervento nasce dalle ovvie preoccupazioni per i mancati adempimenti utili per poter schierare i nuovi giocatori in occasione della partita con la Carrarese, la prima partita appunto di Coppa Italia. Ho ribadito naturalmente la richiesta di un impegno massimo, soprattutto nel rispetto di quelle regole italiane della federazione che probabilmente saranno diverse rispetto ad altri paesi e quindi bisogna ovviamente prestare la massima attenzione. La città poi si interroga su quale possa essere il futuro del progetto. Ho sentito il patron Pelligra, mi ha dato ampie rassicurazioni su quello che è il progetto Catania. Voglio ricordare che il Catania ci ha dato delle belle soddisfazioni in questi 2 anni. Voglio ricordare gli impegni del gruppo Pelligra, anche di carattere economico, che ci hanno portato alla conquista del campionato di Serie D, alla conquista della Coppa Italia e anche ai risultati nei playoff che ci hanno visto sfumare l'accesso in semifinale a pochi minuti dalla fine ad Avellino. E con questo è tutto, Sicilia 24 finisce qui, grazie per averci seguito, prossimo appuntamento con l'informazione alle 19.